Oggi giornata di test. Torno sulla tarmac che ho usato sui rulli durante la quarantena, però su strada. Uscita di assestamento sulla tarmac che ho usato indoor. Andiamo direzione Slovenia, abbiamo appena passato il confine. Classica salita di Brestovica. Uscita di assestamento perché porto appunto la bici da indoor fuori, ma ho fatto anche upgrade di scarpe, pedali, scarpe S-Works RD versione 7, pedali Look classici, ma anche un'altra novità: su strada con bici con freni classici. Quindi questo conterebbe quasi come New Bike Day. Io e il buon Matteo attacchiamo subito la salita di Brestovica. Tosta, un test importante. La situazione è questa: muro davanti, qua siamo al 16%. Era tanto che non la facevo perché i confini erano chiusi, ma non mi è mancata per niente. È maledetta, perché arrivi qui, pensi che spiani e invece no, sempre 16%. Giri il tornante e ti trovi questo. Comunque panorama splendido anche con una giornata così uggiosa, E un po' di ricompensa per la salita completata, un bel panorama. Arrivato in cima a Brestovica. Grande Matte, primo Brestovica dopo il lockdown. Adesso ti dico perché non mi sono fermato subito qua. No, non tanto belli. Che dire.
C'è una costante. Strada giusta di qua. C'è una costante. Giusta. Tutti i miei amici che si chiamano Matteo, che vanno in mountain bike o in bici da strada, non hanno senso dell'orientamento. Giusta di qua. Giusta di qua. Direzione Komen o Comeno in italiano. Abbiamo fatto un po' di trasferimento, sali e scendi a ritmo blando per recuperare e io per prendere confidenza con la bici. Sembra quasi che la giornata stia prendendo una piega meteorologica positiva. Questo paese era Temnica o Temnica, non lo so, con la pronuncia in sloveno faccio veramente pena, ma a questo incrocio noi andiamo dritti di qua verso Rence o Tersteli. Qua inizia una bella salita, non l'ho mai fatta ma sono curioso, me ne hanno parlato in diversi. Rampetta al 9%. Era il 15. Che bello! Qua inizia uno sterrato. Attenzione, strade bianche. Strade bianche Slovenia Edition. Se sapessi come si dice strada bianca in sloveno lo direi, ma non lo so. Non dovresti essere peggio da così, da cosa ricordo. Cercare la via più pulita. Cosa? Devo cercare la via più pulita. Credo sia tra 1 e 2 chilometri così. Dopo centinaia di chilometri con la BMC gravel sull'asfalto, giustamente bici da strada, strade bianche. Una strana sensazione. Guarda avanti e cerca la via più pulita. Ricordati, non sei in mountain bike. Comunque è molto suggestivo come posto.
come location. Se non esplodo di qua magari, attenzione. Aia il discesino, aia il discesino, briciolino. Pericolo scampato? Sì, forse sì. Altra rampetta, guarda avanti, scegli la via più pulita e su. Bello. Sono terrorizzato dall'idea di alzarmi sui pedali. Vorrei, ma non me la sento. Vai Peter Sagan, Daniel Oss con Specialized Diverge. Invece no, è una tarmac. Ci siamo. Attenzione. Si torna su un fondo più consono. Bellissimo questo pezzo. Credo che siamo arrivati. Di nuovo strada bianca. Attenzione, non gli basta. Ultimo pezzo assolutamente a piedi, perché quando esco con la gravel faccio solo strada, quando esco con la mountain bike faccio solo mountain bike, quando esco con la strada faccio gravel. C'è qualcosa che non torna in questo ragionamento. Ultimo pezzo fatto a piedi, ma panorama stupendo. .5G, poteri forti, come? Scie chimiche. Meraviglia. Che spettacolo! Questo esperimento della banana, vediamo come va a finire la roba più in tasca con la boccia. Bene. Foto orizzontale. Foto orizzontale no. Meno male che doveva essere un giro strada con un pezzettino di strada bianca. Matteo mi ha fatto fare lo stesso sentiero che abbiamo fatto in salita in discesa. E che ci siamo, dai che ci siamo. Ah.
salita Terstelli fatta, ultimo pezzo di salita pura mountain bike a piedi fatta, discesa 50% a piedi, 50% in sella fatta. Adesso giù da Terstelli, svoltato a destra, direzione Cerie, Zerie o Rence come paese. Qua già siamo più sul mio. Sì.